amici, bentornati sul canale e ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Passo Gardena e la direzione di oggi è la ferrata del Piccolo Cirre. Ci troviamo praticamente nella parte settentrionale del gruppo del Sella e nella parte meridionale del gruppo Puezzodole. Infatti davanti a me ho tutto il gruppo del Sella, il Sasso Lungo. Oggi terzo giorno, primo giorno la ferrata tridentina. Ieri abbiamo fatto il Lavarella e un po' che mi ha detto ascoltami, stiamo tranquilli, femo due passi, perché qua presente gli era desfami. Ho detto vabbè dai, femo due passi qua. Dai, andiamo su intanto pian pianino che proviamo. A differenza degli altri due giorni, oggi siamo proprio in super compagnia, c'è un po' di gente. Invece d'estate, Mamma. c'è sta gente qui adesso. No, veramente. D'estate non voglio immaginare. A te tieni il numeretto come al banco macelleria. della macelleria. So qua, tocca a me, so qua. Dicevo che sono passati circa 7-8 anni da quando ho fatto questa ferrata la prima volta. Bei ricordi, ero più giovanotta e anche adesso. Bella ferratina, corta, però passaggetti interessanti, soprattutto nell'ultimo pezzo devo mettere giù le mani, belle prese, insomma movimenti un po' più fluidi rispetto a venerdì, che ieri ero tutti incriccai, che anche a fare sto movimento di gamba, mamma mia, parevo menona di 85 anni, cara nonna, la mia nonnina, che le voglio tanto bene. Patatina, però mi sentivo vecchiotta. Invece adesso ti devo dire che sono un po' più energica, bella. Adesso siamo sotto la cima del Piccolo Cirre, poi scendiamo non dalla via di salita, ma c'è proprio una ferrata che scende all'interno di questo canale e poi vediamo insomma se andare anche sul Grande Cirre. Comunque, cioè veramente a me va benissimo anche così, proprio per stare un po' in natura, per stare un po' all'aria aperta, per vedersi questi panorami. Insomma, sapete come sono fatta, a me non importa fare tante cime, a me interessa stare bene. Sto bene anche qua così, che bello.
Eccoci, soddisfatta da questo weekend? Ti devo dire, Abbastanza. abbastanza. Bene. Stati 3 giorni veramente stupendi. Abbiamo spaziato dal gruppo del Sella con la ferrata del Pisciadù al gruppo del Cir con la ferrata del piccolo Cire e ieri il Piz Lavarella. Bello. Non poteva andare meglio. No, 3 giorni meravigliosi, siamo stati super contenti. Ci è anche servito un pochino per darci un po' più di grinta e bello, ma ogni volta che veniamo in montagna, che passiamo del tempo qua, ritorniamo carichi che mai. Chissà, sta droga naturale chiamata montagna, pazzesca, meravigliosa, quante endorfine che ti rilascia. Noi vi diamo appuntamento quindi alla prossima escursione, prossima avventura, chissà cosa ci riserverà. Ma chissà che questi 3 giorni ci abbiano dato un po' di grinta per fare qualcosa di carino. Vediamo, Esatto, dai, ma sì, l'importante è sempre stare bene in montagna e non ci interessa strappare, veramente, ma star bene. Perché non ti hai straffatto questi 3 giorni? Ah, vabbè, sì, che abbiamo straffatto, però di roba giusta. Ciao amici, Ciao, alla ciao. prossima.